Eccole qua le nostre reginelle, come hai visto dall'intro. Oggi ci tuffiamo nuovamente in Sicilia, questa volta con un biscotto tipico palermitano. Sono dei biscotti di pasta frolla che si possono anche realizzare con lo strutto, quindi lo dico già, lo premetto, col sesamo, quindi molto aromatico, un biscotto che diciamo, evoca dei ricordi molto antichi, sicuramente il passaggio degli arabi in Sicilia, quindi mi raccomando, se vi piace il video mettete un like e iscrivetevi al canale perché, come dico sempre, le novità tenderanno ad arrivare. A proposito, quindi adesso elenchiamo cosa serve per fare questa ricetta. Abbiamo del burro a tocchetti, la grammatura la vedete qua accanto a me, con la scorzetta di arancia e di limone inserita all'interno. Poi abbiamo dello zucchero semolato, una grammatura sempre indicata qua accanto. Poi la farina 00, uso una farina ovviamente debole per biscotteria, un uovo di 50 grammi più o meno, il lievito in polvere, detto così appunto può anche essere dell'ammoniaca in polvere, e poi un po' di sale, circa un grammetto di sale, e il sesamo inumidito. Mi raccomando, inumiditelo perché sennò non si attacca ai biscotti. Per quanto riguarda il burro, una parentesi, può anche essere sostituito con lo strutto. Nelle versioni, quelle più tradizionali, c'è lo strutto, però dico, le cose sono finite, poi se metti lo strutto, vai facciamo, meglio il burro, burro, vai. Impastiamo a mano, no non c'ho voglia, impastiamo un planetario che me ne va. Diciamo, anche perché impastare a mano significherebbe sporcarsi le mani abbondantemente con zucchero e burro, perché scegliamo il metodo classico. Metodo classico, quindi zucchero, il burro con gli aromi e il sale. Aromi sono due, abbiamo arancia e limone. Così, quindi arancia, limone e il grammo di sale che è indicato in ricetta. Facciamo girare fino a quando il composto risulterà unitario e dopodiché inseriamo prima l'uovo e poi tutto in botto la farina. È il momento dell'uovo, dopo 2 minutini circa, anche meno, siamo pronti per aggiungere l'uovo, giriamo e poi farina tutto di un botto con il lievito. È il momento della farina, ok? Tutta insieme. E dell'agente lievitante, il lievito chimico. Sono 2,5 grammi, come previsto dalla ricetta. Da adesso in poi dobbiamo vedere formarsi l'impasto, circa un minutino, non di più. Eccoci, guardate, il profumo non so se vi arriva, a me mi arriva ed è veramente inebriante. Quindi dopo averla impastata, fate un cilindro e rimanete in frigorifero per mezz'oretta, un'oretta e poi ci vediamo con il passaggio finale, perché dobbiamo tecnicamente mettere il sesamo, appunto formare i biscotti col sesamo. Tagliamo a metà l'impasto e poi in altre 2 metà, quindi abbiamo 4 pezzi e cominciamo a creare dei filoncini, come se volesse fare degli gnocchi praticamente. Dopo aver fatto dei filoncini più o meno della stessa misura, come procediamo? Come ho detto prima, come se aveste davanti l'impasto per fare gli gnocchi, quindi dividete più o meno in piccoli, diciamo, spezzoni. Non vi faccio usare la bilancia perché sennò ci perdiamo di casa, come si suol dire. Quindi un impasto più o meno di questa grandezza, li fate tutti e dopo ci vediamo per il passaggio finale, quello più interessante, che è appunto quello dedicato al sesamo. Adesso è il momento cruciale: prendete il sesamo, lo mettete in una scodella, lo bagnate, lo dovete inumidire
in maniera tale che sulle mani vi rimane appunto, vedete c'è un po' la mano è bagnata, si è inumidita e rimangono attaccati i semi, ok? Non troppo, deve essere così, deve restare in questo modo. Mi avvicino con la mano così vedete un po'. Adesso cosa faremo? Lo scoprirete tra un attimo. Siamo giunti al momento topico. Mettiamo il pezzo di pasta frolla all'interno della scodella col sesamo, poi potete metterne anche più di uno, vi faccio vedere l'esempio. Cominciate a sporcarvi tecnicamente le mani col sesamo inumidito, andiamo ad arrotondare un po' il pezzo e poi creiamo un cilindretto, guardate. Le punte vedete, dobbiamo un po' fare attenzione di mettere il sesamo anche sulle punte e avete il vostro biscotto crudo, ovviamente da posizionare sulla teglia insieme a tutti gli altri che adesso farò. Eccoci qua, guardate, siamo pronti per infornare. Ne sono venuti circa 32-33, sono 33 per esattezza, a volte dico circa, 33, dica 33. Le indicazioni sulla cottura si trovano alla mia destra, penso di sì, qui, insomma, questa parte qua, molto semplice, come vedete, sono dei biscotti easy. Ci vediamo tra pochissimo. Il momento dei saluti è arrivato, come sempre. Vi do appuntamento al prossimo video. Se vi è piaciuto quest'ultimo, come avete visto, queste reginelle sono veramente dei biscotti molto semplici da realizzare, ottimi per la pausa caffè, soprattutto per la colazione. Non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento a una nuova avventura. Ciao da Giuseppe!